Carissimi amici, buongiorno. Oggi 20 febbraio 2021 è un sabato. Domani sarà la prima domenica di Quaresima. Ecco, cercherò di farvi vedere questo piccolo servizio, questo piccolo video, una zona della nostra bella città di Gemona. Siamo Gemona Alta, ecco, vedete questo che sto inquadrando è proprio le mura di Stalis e il loro restauro. Siamo nella zona sopra l'Università delle Scienze Motorie. Ecco, vi sto facendo vedere un po' la casa dell'università. Vi faccio vedere un po' il paesaggio nei dintorni e visiteremo insieme queste mura restaurate. Naturalmente dopo il terribile sisma del 1976. Ho iniziato appunto il percorso perché qui abbiamo un percorso molto bello di persone che vengono a passeggiare, magari a piedi, con il cane, con gli amici, vengono anche a fare un po' di esercizio fisico, di ginnastica, è bello il movimento. Faccio vedere intanto, la giornata non è proprio limpidissima, però si vede sulle montagne ancora un po' di neve, però la giornata è mite, si sta bene, è proprio il tempo per un passeggio, per un movimento, per aprire i polmoni a questa aria fresca ma salubre. Riprendiamo il nostro video. Ecco, vedete qui che c'è Vita Park Cur numero 14, ecco, ci sono le spiegazioni degli esercizi che si possono effettuare su queste panche. Ecco qui la possibilità di fare degli esercizi fisici. C'è anche un piccolo chiosco, c'è un bellissimo panorama anche se non splende il sole in questa giornata del 20 febbraio. Vi faccio vedere un po' la zona, le bellezze, la natura, le piante, l'ossigeno, l'aria buona che si respira. Ed ecco qui la parte più antica, queste mura che sono state ricostruite, e la parte più alta, diciamo, da dove si può vedere il paesaggio, le montagne e poi in basso la città di Gemona. Ecco, sto percorrendo il cammino, questa scala di pietra. Vedete, è davvero Gemona, direi una città a misura d'uomo, nel senso che si può trovare tutto, anche questi luoghi di natura, di movimento. C'è un cane che ci saluta, sentiamo abbaiare il cane, forse ci ha visti, ma noi non lo disturbiamo. Continuiamo in queste nostre piccole riprese, queste mura, queste pietre, questi sassi storici e poi queste piante, questo verde. Non siamo naturalmente ancora in primavera, siamo ancora in inverno, però con questo clima mite possiamo dire che prossimamente esploderà la gioia della primavera, dei fiori, delle piante, dei germogli, dell'erba verde dei giardini. E mi fermo un attimo a farvi vedere da qui, in lontananza, dall'alto, il castello
della nostra Gemona. Non si vede purtroppo il campanile del Duomo, dovremmo magari poi avvicinarci. Ed ecco allora queste immagini che sono uno squarcio di natura viva, come dicevo, in cui si può trovare respiro per l'anima e anche per il corpo. Faccio vedere le piante, la zona, il cielo azzurro che si sta proprio diventando sempre più limpido in queste giornate di febbraio, 20 febbraio 2021. Domani, come dicevo, sarà la prima domenica di Quaresima, questo percorso, questo cammino. Papa Francesco dice il senso della Quaresima, ecco, non è un insieme di fioretti, ma è davvero capire il senso del nostro ritorno a Dio. Capire che senza di Lui non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, allora, mentre faccio vedere le ultime immagini che sto riprendendo da questo luogo, Gemona Alta, dove c'è questo percorso che fa bene per l'anima e per il corpo, ecco, da questo luogo, da queste zone del nostro bellissimo Friuli, un caro saluto a tutti voi, una buona prima domenica di Quaresima e un Arriviodissi. Mandi a tutti. Grazie a tutti voi, buona giornata.